Nuova stagione per la Follinese, siamo nella sede, diciamo così, dove si ritrovano un po' dopo le partite i giocatori e il direttivo. Siamo al Bar da Ico da Follina e siamo con il segretario della Follinese per stilare un po' un bilancio di quello che è stato l'annata passata, che ormai conosciamo comunque, e qualche novità naturalmente per la prossima annata. Sì, siamo qui dal nostro primo sostenitore che è presente da inizio a fine stagione. Siamo qui a fare il bilancio di una stagione a due facce, molto bene per quanto riguarda il settore giovanile, dove c'è stata una riorganizzazione di massima che ha portato già i suoi primi frutti e che siamo sicuri che nei prossimi anni darà grandi soddisfazioni. Qualche cruccio per la prima squadra che alla fine di un campionato sofferto è retrocessa in terza categoria, però noi siamo una società che punta molto sul settore giovanile. La prima squadra è stata un plus che è stato aggiunto negli ultimi anni, ma che non è il centro degli investimenti, è fatta con le nostre forze, con i giocatori di Follina, quindi fa parte dello sport e lo accettiamo di buon grado. Che annata sarà? Quindi avete rinnovato parecchio, poi ne parleremo con il mister, con il direttore sportivo, anche se non vuole questa nomea del direttore sportivo. Come sarà? Speriamo una bella annata, continuiamo forte a puntare sui giovani, abbiamo aggiunto la squadra juniores perché la Cisonese con cui era attiva una collaborazione ha deciso di non proseguire per questioni logistiche da parte loro, per cui arriviamo ad avere tutte le squadre tra settore agonistico e non agonistico giovanile, juniores e prima squadra. Puntiamo a sfondare il muro dei 150 iscritti totali, quindi un numero in continua crescita, e ci auguriamo che sia un'annata che porterà grandi soddisfazioni come lo sono state le ultime.